Un'azione fulminea durata pochi secondi nel cuore della notte. Sono circa le 3 quando un uomo con il volto travisato entra nella sala slot Admiral. Siamo in via Montegrappa, a 2 passi dal centro storico di Marostica. Il rapinatore armato di coltello raggiunge la cassiera e, minacciandola, le intima di consegnargli il contenuto del registratore di cassa. All'interno della sala slot in quel momento, oltre alla dipendente, c'è un cliente. La donna non oppone resistenza e consegna il contante. Pare poche decine di euro, forse meno di 50. Il bandito esce dal locale e si allontana velocemente facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, allarmati dalla cassiera, arrivano i carabinieri che stanno indagando sul caso. Utili alle indagini potranno rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Un episodio che crea una certa preoccupazione tra i cittadini. Mette inquietudine e anche sempre c'è un po' di senso di maggiore attenzione quando succedono fatti di questo tipo. C'è da dire che comunque al momento direi che per fortuna risulta essere un caso isolato. Noi siamo a disposizione sempre delle forze dell'ordine nel mettere a disposizione tutte quelle che sono le immagini della videosorveglianza della rete pubblica cittadina, per cui insomma la collaborazione è massima, come è sempre stato anche in altri casi, e attendiamo. Sicuramente non bisogna abbassare la guardia, e anzi, se le persone, i residenti ma anche chi è semplicemente di passaggio vede delle situazioni sospette, una chiamata alle forze dell'ordine è sempre un aiuto in più e un disincentivo in più. Attenzione alla truffa delle false email dal Ministero della Salute e dei falsi SMS dell'ULSS. È la stessa azienda sociosanitaria ad invitare i cittadini a prestare attenzione in caso di ricezione di messaggini sospetti che invitano a richiamare l'ULSS per importanti comunicazioni relative a prenotazioni, vaccinazioni o ancora per altre necessità legate ai servizi sanitari. Il numero da richiamare in realtà è a pagamento e spesso inizia con il prefisso 89. Si tratta di comunicazioni che non partono dall'ULSS. Il numero da richiamare ha l'unico scopo di erodere il credito telefonico dell'utente, con costi anche molto elevati per pochi secondi di chiamata. L'ULSS 7 non utilizza numeri a pagamento e invita i cittadini che dovessero ricevere simili comunicazioni a segnalare con una mail all'indirizzo info.sicurezza@auls7.veneto.it. Nel caso del Ministero della Salute, invece, girano email fraudolente che invitano a rinnovare la tessera sanitaria o ad aggiornare il fascicolo sanitario tramite un link. In realtà si tratta di tentativi di truffa informatica per sottrarre dati personali e sensibili, anche bancari. Chiamatela Odissea, chiamatelo labirinto o girone infernale. Ogni similitudine mitologica o letteraria può andar bene per la viabilità tra via Tito Speri e via Capitelvecchio. La zona ad est di Bassano, compresa tra 2 linee ferroviarie, è interessata da anni dal cantiere per la realizzazione della bretella variante alla statale 47. Abbiamo dei grossi disagi in quanto questo cantiere a cielo aperto non dà nessuna speranza di poter arrivare nelle nostre attività commerciali appena aperte, anche una di cui è appena aperta, un ristorante già in funzione. Le persone non sanno come poter più arrivare al ristorante, non sanno più che strade prendere, le automobili non sanno più da che parte girare, non ci sono le illuminazioni che possono contribuire a far passare la gente in sicurezza. Basta vedere in questo momento cosa sta succedendo. La maggior parte dei conducenti è disorientata perché da una parte verso Cassola è ancora in opera il cantiere del sottopasso ferroviario, dall'altra è stata appena aperta un'opera analoga che durerà fino a fine ottobre. C'è stata questa ulteriore strozzatura dove praticamente le segnalazioni e le indicazioni non permettono alla gente di poter arrivare fluidamente presso le strutture,
e quindi c'è un via vai di persone che vanno avanti e indietro per queste strade qua. Di fatto all'incrocio di Via dei Poli si ha la netta impressione di entrare in un'area di cantiere con segnaletica provvisoria e senza illuminazione notturna. Una persona normale fa fatica a decidere di poter entrare in questo tratto di strada in quanto lo vede come un cantiere a cielo aperto e quindi molto pericoloso. La zona è ancora di aperta campagna tra l'abitato di Villa Raspa e l'attuale zona artigianale di Molvena. Su circa 7 ettari ad ovest della bretella che collega la superstrada pedemontana veneta è prevista una variante urbanistica parziale per il trasferimento di alcune delle attività della ditta Faresin Industries SPA di Breganze. Tra le compensazioni ci sono 867.000 euro per le casse del comune e un bacino di laminazione nell'area ad est che deve garantire l'invarianza idraulica, dato che questa è area di pregio agricolo non compromessa e anche zona di ricarica della falda. Non solo, siamo all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi di acquedotto e questo è un altro punto molto importante perché vado a compromettere la possibilità di alimentare la falda che viene poi utilizzata dai pozzi di acquedotto. Agli aspetti ambientali si aggiungono anche quelli economici. Alcuni cittadini e associazioni ambientaliste hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti contestando l'eccessivo numero di varianti in deroga concesse dal Comune pur applicando la legge regionale in materia. L'ipotesi è anche che il Comune abbia incassato meno del dovuto. La notizia della segnalazione da parte di alcuni cittadini alla Corte dei Conti ci arriva tramite gli organi di stampa. Non ci preoccupa perché siamo convinti di aver tutelato fin da subito l'esclusivo interesse collettivo dei cittadini di Colceresa e siamo ovviamente pronti a collaborare con la Corte dei Conti per tutti i chiarimenti che saranno necessari. Consapevoli anche dell'importanza dell'arrivo di un consistente insediamento produttivo, protestano anche i consiglieri di minoranza. Ci sono tante cose che devono garantire che, oltre a ciò che è stato fatto tecnicamente, che ha ricevuto il via libera o il nulla osta, si mantiene l'attenzione altissima su come poi come sarà la produzione e la vita operativa effettivamente dello stabile. Al sindaco la minoranza fa una domanda chiara. Come intendiamo noi governare lo sviluppo di questa zona, di questa bretella, del territorio produttivo in quest'area che sappiamo essere oggetto degli appetiti degli industriali, giustamente perché è una zona che fa gola. Noi vogliamo una risposta chiara che ci dica questa è la nostra idea per lo sviluppo di quella zona. Abbiamo sempre operato l'interesse collettivo di uno sviluppo sostenibile che tuteli la risorsa idrica, l'aspetto ambientale e anche lo sviluppo economico del territorio. Agricoltori sul piede di guerra per combattere la norma che consente di trasformare in italiani e quindi veneti prodotti che arrivano dall'estero con un semplice codice doganale. Un danno da oltre 20 miliardi per il settore a livello nazionale, con ricadute pesantissime anche sul Bassanese e sull'area iberica. Al Brennero si sono viste ancora una volta le casacche e le bandiere di Coldiretti, i cui associati hanno anche controllato alcuni tir provenienti dall'estero. In un camion, ad esempio, c'erano delle cosce di pollo congelate dirette al Vicentino che sarebbero diventate italiane a tutti gli effetti proprio grazie alla normativa. Una situazione che va sommata alle difficoltà portate al comparto dalla guerra in Iran, che sta facendo schizzare alle stelle i costi energetici, quelli del gasolio e quelli dei concimi, mettendo a rischio addirittura le semine e la produzione alimentare. Un quadro che va a favorire gli alimenti ultra trasformati, con tutte le conseguenze del caso per la salute umana e tutto il comparto primario. Al Brennero c'era anche Pietro Guderzo, presidente di Coldiretti Vicenza, che segnala una nutrita rappresentanza di agricoltori vicentini e bassanesi alla manifestazione per confermare quanto il territorio sia colpito direttamente dalle norme europee e quanto sia forte la volontà dei produttori del difendere il Made in Veneto.
40ª mostra concorso dell'asparago bianco DOP a Rosà, dalla terra alle mani il titolo della rassegna, che si è svolta in un parco delle rose invaso da tantissime persone arrivate per ammirare i bellissimi turioni in gara, ma anche mercatini e spettacoli che hanno animato la manifestazione, contornata da laboratori tematici e attività all'aria aperta. 10 le ruote in concorso ed altrettanti produttori certificati, valutate e premiate da una giuria di esperti. Ad aggiudicarsi il primo premio rosatese Bruno Comunello, seguito al secondo e terzo posto da Mauro Sartore di Tezze sul Brenta. Le premiazioni sono arrivate nella giornata clou di una 3 giorni all'insegna del divertimento, del piacere di stare insieme, della musica e della solidarietà, nel nome della tradizione contadina. Scatta il conto alla rovescia per la Dunata nazionale degli alpini, in programma dall'8 al 10 maggio a Genova. Sezioni e gruppi stanno organizzando gli ultimi preparativi e c'è chi partirà già nel fine settimana per trascorrere qualche giorno in più in Liguria e approfittare della Dunata per scoprire le bellezze delle terre di Ponente. Gli altri, quelli che arriveranno in Liguria con le corriere e i furgoni carichi di padelle e brande, partiranno invece alla metà della settimana prossima e comunque in tempo utile per l'apertura del programma di venerdì 8. Gran finale come sempre domenica a partire dalle prime luci dell'alba, con la festa che si trasforma in ammassamento prima e in sfilamento poi. Un appuntamento che casca a fagiolo, come si suol dire, per stemperare nella convivialità e nell'emozione le polemiche e le tensioni degli ultimi giorni, che di certo si scioglieranno come neve al sole di fronte al fiume di penne nere che invaderà Genova. Come sempre noi ci saremo, con le nostre dirette, le nostre edizioni straordinarie e il racconto di un evento sempre uguale a se stesso e sempre nuovo. 150 ragazzini e ragazzine delle classi quinte delle scuole elementari di Tezze sul Brenta presenti al tradizionale appuntamento della consegna della bandiera italiana da parte dei fanti della locale sezione davanti al monumento ai caduti di Stroppari. Un'iniziativa svolta come tradizione a ridosso del 25 aprile, festa della liberazione, per spiegare ai più giovani il significato delle parole libertà e democrazia, conquistate grazie a chi ha dato la vita nel loro nome e nel nome del tricolore. È bellissimo trovarsi qui con tutti questi ragazzi. Potevamo andare nelle scuole, non siamo andati nelle scuole a consegnarlo perché è molto più bello per noi associazione portarli davanti a un monumento, è un significato di onore ai caduti, li portiamo sempre volentieri qui davanti a un monumento. Per i giovani diventa una lezione di educazione civica, di rispetto e condivisione. La pace e la democrazia le abbiamo avute in eredità, ma non sono scontate, bisogna lottare ogni giorno per mantenerle. Ogni giorno bisogna proprio lottare, come dice lei, per mantenerle, e questi ragazzi devono essere di questo consapevoli. Nel nostro territorio si verificano spesso, non per colpa loro, ma anche dei ragazzi di maggiore età, insomma situazioni di danni al patrimonio. Questo deve essere proprio un momento di educazione per loro affinché amino il loro territorio, amino la loro comunità. Una nomina d'urgenza dopo l'inchiesta che ha travolto Gianluca Rocchi, indagato per una presunta frode sportiva. Il designatore diventa Dino Tommasi, 50enne bassanese, che resterà in carica fino alla fine della stagione. Uno che lo conosce bene è Sergio Gasparin, che analizza. Nella tempesta che sta travolgendo il settore arbitrale, che ha già portato alle dimissioni di Rocchi, responsabile della commissione, e di Gervasoni, una buona notizia dal punto di vista sportivo per l'area di Vicenza, Bassano in particolare. Dino Tommasi è il nuovo capo degli arbitri, ovvero il responsabile della commissione della CAN A e B, faceva già parte della commissione stessa, oggi assume il ruolo massimo che c'è all'interno dell'area del settore arbitrale per quanto riguarda la componente tecnica. Credo non ci potesse essere scelta migliore. Dino Tommasi è uno che è sempre stato fuori dai virgolette giochi di potere di palazzo, chiuse le virgolette, che è stato un eccellente arbitro, ma soprattutto
un uomo per bene, indipendente, di grande latitudine morale, e quindi credo che da questo punto di vista sia stata fatta la scelta migliore. Noi siamo al 17° giorno di sciopero che si sta svolgendo a fine turno mattutino e inizio turno pomeridiano. Abbiamo una serie di rivendicazioni, se così si possono chiamare, che risalgono a tempi anche di 6-7 anni fa, da quando siamo stati assorbiti come azienda da una multinazionale. Sono già 17 i giorni di sciopero per i dipendenti della cartiera Sappi di Carmignano di Brenta. Alle motivazioni iniziali si aggiunge ora una spiacevole novità. La scorsa settimana la direzione aziendale ci ha comunicato che l'azienda nel 2024 e nel 2025 ha chiuso in negativo di 17 milioni nel 24 e di 5 milioni nel 25, cosa che ci ha sorpreso perché sul tavolo sindacale questa informazione non ci era mai stata fornita. Abbiamo anche inviato una richiesta al Comune di avere un incontro con tutte le parti sociali per discutere di questa situazione nuova che si è creata e che si aggiunge ai problemi gestionali ed organizzativi ed economici dei lavoratori. Per il momento non è ancora arrivata una risposta dal Comune e nel frattempo i lavoratori continuano a subirne le conseguenze. Il dialogo con l'azienda c'è, ma sembrerebbe un'eterna discussione senza risultati concreti. L'azienda è disponibile a parlare, questo ci fa piacere, purtuttavia finora in questi anni di trattativa non si è mai giunti a una conclusione. Vorremmo avere un segnale da parte dell'azienda concreto di risolvere almeno un paio di situazioni che premono i lavoratori, in modo poi da affrontare con calma le altre questioni sul tavolo e il futuro dello stabilimento. La situazione per quanto riguarda Tombolo e Cittadella oramai è diventata insostenibile, lo era sicuramente anche dopo un mese dalla prima scadenza dei lavori, però tiri avanti. La problematica è una problematica importante non solo per la viabilità, perché qui stiamo facendo fare dei giri strani ai cittadini, ma soprattutto portiamo su una viabilità che non è in grado di sostenere il traffico pesante, ma poi anche per i danni economici che le attività hanno, le attività soprattutto quelle di Santa Maria, che vivono normalmente con il flusso veicolare. Questo flusso è sparito da quasi un anno. Sono trascorsi ormai 9 mesi dall'avvio dei lavori del ponte sulla strada provinciale 67 che collega Onara di Tombolo a Santa Maria di Cittadella e alla 47 Valsugana. Dovevano durarne 4. Dopo 8 mesi vorremmo conoscere effettivamente com'è la situazione. Settimana scorsa sono usciti degli articoli dove si paventava la possibilità di una riapertura della strada il 22 di maggio, il 22 del mese prossimo. Così non sarà perché i tempi tecnici per l'installazione degli impalcati, la maturazione del cemento, eccetera, già ci portano in date approssimative vicine ad agosto. Il cantiere finanziato dalla provincia è partito il 21 luglio e avrebbe dovuto concludersi il 1° ottobre, ma ad aprile 2026 non ci sono ancora progressi. La pazienza dei cittadini è al limite, chiedono risposte ai sindaci che tuttavia sono i primi a non sapere quando il transito sulla 67 sarà di nuovo accessibile. Lettere, messaggi e telefonate alla provincia finora non sono servite. I 2 primi cittadini puntano il dito contro la ditta incaricata dei lavori che probabilmente, come hanno affermato Frassone e Piero Bon, non sarebbe in grado di farli. Il nostro obiettivo è molto semplice, quello di avere innanzitutto una data certa, in modo da poter dire finalmente ai nostri cittadini e alle nostre attività quando questi lavori saranno finiti. Poi l'altro obiettivo è quello di avere da parte della provincia l'aiuto economico a copertura dei costi per il rifacimento della viabilità che in questi anni è stato rovinato, insomma in quest'anno è stato rovinato. E poi naturalmente bisogna far capire anche che una volta riaperto questo ponte non sarà un ponte aperto a tutti, non è che poi tutto il traffico pesante dovrà passare per questo ponte perché Santa Maria non è in grado di sopportare il traffico pesante.